Una vera e propria bomba è appena esplosa nella notte a Napoli, lasciando tutta la tifoseria del Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul nostro amato club, portando informazioni calde, rilevanti e potenzialmente in grado di cambiare completamente il futuro azzurro. Come sempre, restiamo fedeli all'impegno di alzare il livello e consegnare solo ciò che conta davvero, direttamente dai retroscena. Quindi, prima di andare avanti, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti assolutamente nulla. Perché il tema di oggi sta generando una risonanza enorme, alimentando voci, dibattiti e aspettative. E tutto lascia pensare che, proprio in questo momento, qualcosa di davvero grande si stia preparando nei corridoi interni del Napoli. E il nome che torna con forza assoluta al centro dell'attenzione è quello di Lorenzo Pellegrini. Secondo l'edizione odierna del Mattino, il Napoli non ha mai mollato il centrocampista della Roma e continua a monitorare con grande attenzione la sua situazione. Il club sta lavorando attivamente sul mercato per consegnare ad Antonio Conte i rinforzi giusti. E il capitano giallorosso resta considerato un obiettivo importante per alzare il livello del centrocampo azzurro. Non si tratta di una voce isolata, ma di un'idea che resta viva sia nello staff tecnico sia ai vertici dirigenziali. Il quotidiano campano è chiaro nell'indicare la strategia: il budget dovrà essere investito a centrocampo. L'ipotesi è quella di 1 o 2 innesti mirati, soprattutto perché lo scenario legato a Kevin De Bruyne resta ancora indefinito. Anche nello scenario più ottimistico, del belga si tornerebbe a parlare solo a marzo. E aspettare comporterebbe un rischio elevato. La sua situazione è circondata da molte incognite e proprio per questo il Napoli non esclude trattative lunghe e complesse per altri profili già affermati nel calcio italiano. Nel caso di Pellegrini, il contesto è particolarmente delicato. Nonostante non sembri vicino a un rinnovo di contratto, la Roma non appare intenzionata a lasciarlo partire a gennaio. Questo lascia presagire una trattativa difficile, probabilmente lunga, con ostacoli sia politici sia sportivi lungo il percorso. Ciononostante, il Mattino ribadisce che il nome del centrocampista è ben presente sulla lista di Antonio Conte e che è già stato approvato anche da Aurelio De Laurentiis. In altre parole, a livello interno l'interesse è reale e concreto. Il giornale propone inoltre un paragone significativo con un altro obiettivo seguito in passato: Morten Fendrup del Genoa. Anche in quel caso, cambiamenti nel contesto tecnico, in particolare con l'arrivo di De Rossi, hanno modificato lo scenario, rendendo una cessione immediata poco probabile. Questo dettaglio conferma quanto il mercato di gennaio sia spesso bloccato, richiedendo rapidità, lettura corretta del momento e decisioni ferme da parte della dirigenza partenopea. Ed è proprio qui che entra in gioco la pressione di Conte. Sempre secondo il Mattino, Giovanni Manna è chiamato ad agire in fretta. Conte può arrangiarsi ancora per 3 partite, o 4. Nel caso il Napoli raggiunga la finale di Supercoppa a Riyadh. Ma oltre quel limite le alternative diventeranno indispensabili, soprattutto a centrocampo. Il messaggio è chiaro: senza rinforzi, il rischio di un calo di rendimento aumenta sensibilmente. Ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli. Lorenzo Pellegrini sarebbe il nome ideale per rinforzare il centrocampo di Conte? Vale la pena insistere in questa trattativa nonostante tutte le difficoltà? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate al dibattito. E se volete sostenere il canale e rafforzare ancora di più il nostro lavoro, considerate l'invio di un super thanks. Fa davvero la differenza per continuare a portarvi questo tipo di contenuti esclusivi.